questo periodo, come sapete, ci sono stati diversi sconti e noi ci siamo presi alcune cose che da un po' di tempo insomma ci servivano. Anche il padre non è stato da meno, infatti si è comprato un attrezzo che desiderava già da un po' di tempo e che gli è molto utile quando deve fare manutenzione ai trattori. Se guardate i video già da un po' di tempo forse sapete già che è appassionato anche di meccanica e quando c'è da fare qualche manutenzione se la cava abbastanza bene. Per questo motivo, appunto, come vi dicevo prima, ha deciso di farsi un regalo e adesso andiamo ad unboxarlo e provarlo sul Centauro 70. Intanto si è trasformato anche in un fiorista perché sta mettendo le viole all'interno dei vasi, come abbiamo fatto io e Lucas qualche giorno fa, nei vasi qui vicino all'entrata dell'agriturismo. Adesso vi faccio vedere anche qua. Vedete, abbiamo messo viole di colore diverso qui all'entrata, qui anche sopra questo tronco e infine qui vicino alla piscina. Non so se ve l'ho mai detto, ma queste sono una specie di campane che utilizzavano quando si faceva il formaggio. Questo era un ex caseificio. Comunque se vi può interessare magari farò un video dedicato dove vi racconto tutta la storia del nostro agriturismo. Un'altra cosa che non vi ho detto è che c'è un impianto, vedete, a goccia in tutti quanti questi vasi e dove arriva, noi abbiamo un pozzo sotterraneo che porta tutta l'acqua ai fiori ma anche ai giardini eccetera eccetera, e con un timer insomma che parte automaticamente durante l'estate. Comunque anche per questo se vi può interessare potrei registrarci un video. Adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a prendere l'attrezzo di cui vi parlavo. Dale, vieni a vedere se ne sta là da qualche parte da metterle. Eccolo qui, della betta. Allora al padre, dato che ci sono avanzate 7 viole da quelle che abbiamo preso dal fioraio, insomma, dobbiamo capire dove metterle giù prima di aprire il pacco. Qui per esempio una là ci potrebbe stare, 2 lì. Eccole qui le 7 viole. Abbiamo quasi finito, alla fine ne abbiamo messe, erano 7, 3 qui, 3 le mettiamo lì e una l'abbiamo messa giù là. Dai, andiamo a provare lì l'attrezzo. Per funzionare ha bisogno dell'aria compressa, quindi adesso dobbiamo spostare il trattore da lì a qui. Però prima di spostarlo vediamo se qualcuno tra di voi, ovviamente non vale andare avanti con il video, se qualcuno di voi indovina di cosa si tratta lo scriva nei commenti. Adesso andiamo a prendere il Centauro. Ok, trattore spostato, andiamo a prendere il pacco. Oh, dai che proviamo. Mi dato da bere. Allora si apre qui. Eccolo qua. Abbiamo preso un avvitatore pneumatico. Allora vediamo come funziona, ma è molto semplice. Qui si attacca al compressore, questo è quello per farlo partire. Qui dietro invece c'è la possibilità di invertire, così dovrebbe svitare e così invece dovrebbe avvitare il bullone. Adesso proviamolo. Ok, qui si collega. Ok, voilà, potente. Adesso lo proviamo sul Centauro 70 con i bulloni che servono per stringere le ruote. Porca, sono del 30 quelle lì. Sì. Ma non va bene che continui a farlo cos'è così. Adesso devo tirarla.
Ma va bene che faccia ta 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 ta. Sì. Boh, vabbè. Funziona bene. Perfetto. Avvitatore. Ok. Va bene dai ragazzi, se volete dare un'occhiata a questo avvitatore pneumatico vi lascio il link in descrizione a questo video e noi ci vediamo alla prossima puntata.